Uno nel video precedente aveva detto che c'era stato un terremoto in Giappone, mi sono preso informazioni, era verissimo. In effetti c'è stato un terremoto di magnitudo 6.8, quindi a nord di Tokyo, quindi è stato messo un allarme tsunami che poi fortunatamente è rientrato giusto qualche ora dopo, quindi in effetti l'allarme tsunami è rientrato. Il terremoto è stato registrato in Giappone nella parte settentrionale alle 21:22 delle ore locali. Qua invece erano le 3:20, in effetti, le 15:20. Quindi l'intensità della scossa è stata di 6.8 sulla scala nipponica Shindo. No, no, non ha fatto danni, no, no. Lo tsunami allerta, diciamo, è rientrato e non ci sono stati feriti, per ora non si sa. Non so se ci sono feriti, però lo tsunami non c'è stato perché è rientrato. Le ultime notizie che ci sono, ho provato anche su, diciamo, siti giapponesi, diciamo, non ci sono perlomeno ora feriti, non risulta ancora nulla, quindi no, no, come al solito non... Ma pure io l'ho guardato poco fa, ragazzi, non ha detto nulla, no, no. Quindi uno di voi aveva detto prima il terremoto in Giappone e sono andato a vedere. E difatti, fortunatamente, era 6.8, quindi l'allerta tsunami era più che evidente. Meno male che... Sì, sì, avevi ragione, sì, mi ricordavo Ale, io l'ho detto che uno di voi l'ha detto, quindi era vero. Io come vedi sono andato a controllare, ti ringrazio e ho fatto il video. Ho provato su siti giapponesi, tutto, però per ora solo queste sono le notizie. In effetti l'allerta tsunami è rientrata, non ci sono danni per ora, quindi non so dirti se ci sono feriti, però sapendo in Giappone è preparatissimo a questi eventi, quindi credo che non ci siano, diciamo, vittime in effetti, anche se può capitare, anche se loro hanno una tecnologia molto ben preparata per i terremoti, quindi loro sono abituati ad avere strutture che mantengono, diciamo, i forti terremoti, quindi se l'avrebbe fatto in Italia avrebbe distrutto quasi una città. In Giappone diciamo che un terremoto di 5-6 gradi è normale. 6.8 in effetti perché loro hanno fatto invece di 6.6, però giustamente sulla scala nipponica, capisci? Quindi in effetti cambia di un pochino sulla scala Mercalli, quindi è questa la differenza. E erano lì le 21:22 mentre qua erano le 15:20, quindi il fuso orario. L'epicentro era nella prefettura di Nikagata, sì, Nikata, sì, e lo ha reso noto il Japan Meteorological Agency, diciamo che ha lanciato l'allarme tsunami che poi è rientrato fortunatamente, quindi non c'è stato nessun... Sì, sì, Alessà, parecchi terremoti superiori, perché di fatti in effetti sul sito giapponese ho letto che terremoto in Giappone, ma trema anche la Nuova Zelanda, quindi nel momento in cui è stato fatto il terremoto, diciamo, a Tokyo, ha tremato anche la Nuova Zelanda, però di questo non so nulla, ragazzi. Però riporto solo questa notizia, cioè che mentre ha fatto il terremoto in Giappone, ha fatto, diciamo, un terremoto in Nuova Zelanda, però su questo terremoto non sono riuscito a procurarmi nulla, quindi non lo so. Ha tremato anche la Nuova Zelanda, a parte il Giappone, con questo terremoto. Però fortunatamente ragazzi non c'è stata nessuna vittima, ferito, almeno per le 21:02 di italiane. Su qualsiasi sito giapponese ho provato a vedere. Allora farò anche sì, farò anche questo qua del Messico. L'ho letto già, sì, però sto prendendo più, adesso più informazioni.
perché voglio essere un po' più preciso. Ho letto quello del Messico, il Popo Catapelle, come lo chiamo io, che sbaglio sempre a chiamarlo, sì, che sta eruttando, sì, sì, l'ho letto. In effetti posso anche anticipare che ci sono state quattro forti scosse, l'ho letto, perché sto preparando, diciamo, tutte le notizie per fare una cosa più approfondita. Ma già l'ho letto che ha fatto in una sola giornata quattro scosse. Sì, dopo vedo Diego, grazie. Oggi è giornata di terremoto allora. Vabbè, dopo semmai vedo un attimo terremoto in Campania, perché adesso ho provato a scrivere terremoto, mi ha dato Giappone, sono andato sul sito giapponese e ho visto questo qui, quindi ciao Filippo. Poi, sì sì, il popolo, come si chiama lui là, sta sempre attivo. Comunque ragazzi, non ci sono danni per il momento, l'allarme tsunami è rientrato fortunatamente. Se ci saranno aggiornamenti, diciamo che ci stanno feriti o qualche cosa, lo dirò, farò un aggiornamento su questa, diciamo, questa diretta che già ho fatto. Comunque mi informo dei vari terremoti che ci sono, perché ho comprato un'applicazione che ho scaricato sul mio cellulare e quindi posso vedere tranquillamente dove sono state le scosse, le ultime, diciamo, sia in Italia che nel mondo. Quindi ragazzi vi auguro una buona serata, se qualche cosa faccio un aggiornamento. Ciao Medusa, ciao grazie, ciao Alessandro, ciao a tutti ragazzi, buona cena, sono le 9, quindi sì sì, comunque devo fare un aggiornamento dei vari terremoti. Poi in caso faccio una live, pure alle 10, se c'è stato. Vabbè, io grazie, io controllo sempre, non è che faccio il video così, quindi se c'è stato lo vedo. Ciao, adesso alla prossima, sì sì, tutto bene, voglio buonanotte, buon appetito, buona cena e ci sentiamo più tardi oppure rimane. Ok, ciao Medusa, ciao ragazzi.